XXe siècle. Now, with our time machine, we will go in the 19th century. Esattamente. Signori, accogliamoli con un applauso il gruppo di Dame e Cavalieri. Guardate come sono ben conservati. Le signore sono un po' accaldate, diciamo. È una danza che scalda, è una danza che scalda. Quadriglia mista un po' valserizzante, se mi passano il termine il maestro mi ucciderà. Ma lo spettacolo non finisce certo qui, caro chef. Continuiamo velocissimamente, signore e signori, e accogliamoli. Arrivano da vicino a Venezia, da San Donà di Piave per la precisione. E sono gli amici, scusate, le maschere del Settecento veneziano di Mario. Accogliamoli con un applauso. Eccoli qua, dal Settecento questa volta. Dove metto?
salutiamo perché so che fra loro c'è qualcuno che oggi compie gli anni, per cui tanti auguri a Fiorella. Dov'è? Per le sue 25 primavere, dico bene? Dico bene. È maggiorenne oggi. Ma vediamo già che sono pronti per salutarci ed accompagnarci nell'attesa del volo dell'Aquila un altro gruppo. Allora salutiamo le nostre maschere e vediamo un po' se li facciamo salire adesso o se aspettiamo, perché il tempo è tiranno, mezzogiorno è vicino. Allora, dov'è la nostra regia? Dove è arrivata la nostra regia? È arrivata a parlare con loro? Che ci dice la nostra regia? Conciliaboli in corso. Allora, tra pochissimo il volo dell'Aquila, ma prima, sì, allora li facciamo salire, li facciamo vedere. Signorini stava annunciando giustamente Madame Mignet, che arriva Accogliamo adesso. sul palco il gruppo di sbandieratori della città dell'Aquila, accogliamoli con un grande applauso dall'Aquila! Evviva! Les jongleurs de drapeau de l'Aquila. Squillano le trombe, sventolano le bandiere. An Italian tradition, the flag wavers from L'Aquila. Eccoli che arrivano con i loro tamburi.
ammiratori della tradizione dei tamburi e delle trombe. Ma ovviamente l'Aquila mica a caso, mettiamo gli ingredienti mica a caso noi, Perché, chef? Perché? Ma come perché? Perché adesso tra pochissimo vedremo scendere la nostra Aquila dall'alto del campanile che volerà da lì sopra, dalla cella campanaria fino al nostro palcoscenico. Aquila. So in a few minutes we will see the eagle's flight, the eagle, because it's the symbol of strength and to go beyond one's limit. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, le vol de l'aigle de la tour du campanile jusqu'à la scène du Grand Théâtre. Sì, perfetto, tra pochi istanti. Di tutto questo, le scelte artistiche di questo carnevale 2016. Penso condivise, grazie. Penso, come giustamente avete detto, che Giusy Versace sia veramente uno degli esempi fantastici per il concetto dell'Aquila, per il suo coraggio, la sua determinazione e soprattutto per la sua forte gioia di vivere. Per cui facciamo subito un grande applauso a Giusy Versace che si sta preparando a Superare i limiti, sempre. Abbiamo sempre avuto sul palco delle atlete molto sportive, la ginnasta Fabrizia D'Ottavio, poi 2 anni fa è stata la volta della pallavolista Francesca Piccinini e poi la campionessa Carolina Costa, quest'anno un'atleta che veramente incarna al meglio il coraggio. Assolutamente sì, ma evidentemente un grandissimo artista italiano, Arcimboldo, che si è dilettato con l'ingegno a costruire a inventare questi visi fatti con le verdure, fatti con le carni, fatti con i pesci. Ecco qui, Foodie 2015, un applauso all'Expo di Milano, un buon augurio. Nous recevons ici la mascotte de l'Expo 2015, Foodie, qui est le symbole de la bonne nourriture et saine. Yes, the official Expo mascot that impersonate all the important things. Vediamo già su anche i tecnici che stanno preparando tutto e mentre tutta la piazza comincia a volgere lo sguardo verso l'alto, tutti noi aspettiamo. Ecco, vediamo delle scherme che si stanno preparando. Ecco, ci siamo proprio qualche istante. Au deuxième coup descendra Giusy Versace. Dai maxi schermi della piazza potremo assistere anche nel dettaglio proprio al momento dello stacco, che è sempre molto emozionante. E poi oggi pomeriggio, intanto, mentre aspettiamo questi ultimi minuti, oggi pomeriggio avremo anche l'altro ingrediente, l'altro piatto forte della giornata, che sarà l'elezione della maschera più bella del Carnevale di Venezia. Avremo la nostra giuria tecnica Specializzata, certamente, inflessibile, che con le sue mascherine bianca o nera andrà a votare. Avremo in giuria sicuramente proprio i 2 artefici dei costumi dell'Angelo e dell'Aquila, quindi Stefano Nicolao dell'Atelier Nicolao. Eccola lì. Sentiamo. Cominciamo a vedere Francesco Brogi forse, dell'Atelier Longhi. cominciamo forse a vedere qualche. Ecco la Lega ci saluta. È Giusy e noi ci facciamo sentire. Ciao Giusy, noi ci siamo. Eccola. Il grande momento si avvicina. A questo punto uno rimane anche senza parole, perché tutta l'attenzione va lì, tutta la tensione va lì a sostenere Giusy. Ecco il nostro paron de casa, il nostro campanile che fa sempre da sfondo a questo bellissimo momento. Qualche istante tecnico per favorire al meglio tutte le operazioni. E poi il campanile sarà ancora protagonista anche nella giornata di martedì grasso, con la chiusura del Carnevale di Venezia. Avremo uno svolo al contrario in questo caso, perché dal palco proprio partirà un grandissimo gonfalone con la bandiera di San Marco e salirà verso il campanile con l'inno di San Marco cantato qui dal palco a sancire la chiusura del Carnevale. Ci siamo, la Marangona. Suonano le campane, da questo momento il silenzio.
Yeah, I could hang out at Pluto for a little bit and get some drinks on. Oh, you guys got it. Yeah, I got it. La nostra 2015. Viva Giusy, viva il carnevale, accolta da Davide Rappello. Accanto, mi viene da piangere, è bellissimo, la vita è un dono meraviglioso, guarda, è bellissimo. Dai, ci saranno col disco. L'emozione, oggi basta manipolare tutti i colori di l'emozione. Ecco Giusy per tutti i fotografi. Accolta dal direttore artistico del carnevale, dal curatore culturale, ma c'è anche un'altra sorpresa, perché oggi la nostra meravigliosa Aquila ha veramente un parterre alle sue spalle di tutto rispetto. I fotografi se la contendono, se la rubano decisamente, anche perché questo sorriso veramente che conquista, un sorriso che conquista tutti. Com'era la piazza dall'alto? Bellissimo, guarda, io non me l'aspettavo, quasi non volevo finisse più, è una cosa meravigliosa, stupendo, ma guarda che la vita è talmente bella che ci dimentichiamo davvero di viverla, ma che bello! Grande applauso! Che belle parole Giusy, e una piccola sorpresa per la nostra Giusy perché è venuta a salutarla e per la prima volta questo incontro succede anche l'angelo del carnevale, Marianna Serena, ecco incontro tra Angelo. Last Sunday, the angel with the eagle of Venice. Eccole, le due belle accomunate da questa bellissima esperienza. Non era mai successo prima e quest'anno la direzione ha voluto fare in questo incontro meraviglioso tra Angelo e Aquila, accompagnate naturalmente anche dai designer, dai costumisti che sono Francesco Brigi che ha realizzato il meraviglioso costume dell'Aquila e Stefano Nicolao che ha realizzato il costume dell'Angelo, ma un grande calorosissimo ringraziamento anche a Monica e Umberto per il make up e per i capelli che sono sempre meravigliosi, ci stupiscono e hanno reso ancora più belle queste due splendide protagoniste. Yeah, we thank you our costume designer Stefano Nicolao and Francesco Brigi from Venice. They created the angel costume and the eagle one. L'habit de Giusy a été conçu par Francesco Brigi Dell'Atelier Longhi. et l'habit de
blanche de la semaine passée était battue par Stefano Nicolao. Quindi due costumi molto originali, una Amazzone del 600 a rappresentare la sfida veramente del coraggio di quest'aquila e la genesi, quindi con tutte le sue sfumature dal rosso al blu per la nostra Angelo che abbiamo già visto domenica scorsa. Ci ha ricordato Giusy che la vita veramente è bellissima in questo volo commovente in cui l'abbiamo accolta qui con le lacrime agli occhi tutti quanti. Non ci dobbiamo mai dimenticare di viverne ogni istante al meglio. Questo secondo svolo, anche questo secondo svolo da manuale, veramente grazie anche a tutti i tecnici che si prodigano in tutti i modi con estrema professionalità per far andare tutto per il verso giusto. E ricordiamo che avremo anche un terzo svolo naturalmente martedì con lo svolo del nostro meraviglioso Confalone a sancire la fine del carnevale, ma il tempo non è ancora questo, perché questo è il tempo ancora della festa, del divertimento, delle maschere e delle tradizioni. Mentre Giusy Versace giustamente si dona ai fotografi, ricordo a tutto il pubblico che in questo momento Venezia è veramente l'ombelico del mondo, tutti quanti stanno osservandoci e quindi noi li salutiamo. Ciao mondo, ciao, ciao piazza. Credo che non fosse mai successo prima di avere questa coreografia di piccioni, di colombi che svolazzavano per la piazza a tempo di musica, a tempo di Céline Dion. Anche i colombi della piazza San Marco si sono fatti il loro bel svolo e continuano a girare, dicono: ma dove sei che me puso ancuo? Che sei tutto pieno, perché i colombi, lo sapete, camminano, zampettano anche. Sì, a Venezia i leoni volano e i colombi camminano. Ecco, noi siamo speciali in tutto e ancora che se posto neanche per pusarsi, ma questo è il bello, Stiamo vedendo anche delle bellissime immagini nei nostri maxi schermo che riguardano le persone disabili e che invitano anche ad una raccolta fondi per le persone disabili, perché proprio il volo dell'Aquila simboleggia questo, la possibilità, la volontà che può farci superare i nostri limiti, proprio come ha fatto la nostra Giusy Versace. Certo, Giusy ha fatto della disabilità un punto di forza, un punto di coraggio, un momento di svolta nella sua vita e quindi è un esempio chiaramente per tutti noi a prendere in mano con coraggio la vita, superare le avversità e veramente guardare avanti. Ecco, guardate nei maxi schermi, naturalmente abbiamo delle immagini proprio di Giusy che corre. Ho imparato che se faccio qualcosa di buono e lo condivido con gli altri mi sento più felice. Ecco, questo è un motto, un suo motto. disabilinonlimits.org, che c'è una raccolta fondi per i disabili, proprio per, come ci ha detto Giusy, la cosa più importante è la vita, la volontà è un dono grandissimo e quindi possono succedere ancora tante bellissime cose, papà. Grazie Stefano, grazie per la tua Da arte. cosa sei vestito? Da Barry Lyndon, di Stanley Kubrick, uno dei film più belli, avventuroso, giusto, il giorno dell'Aquila. recentemente restaurato. Stefano ha fatto un patto con il diavolo perché è come il ritratto di Dorian Gray, non invecchia mai. È giusto, Io mi farei una foto anche con Francesco Bricci perché non c'è sempre un bel uomo, non c'è, è scappato con la Giusy, tutto l'atelier Longhi è scappato. È scappato con l'Aquila. Vabbè, come dargli torto? Ecco, Marianna Serena che posa con lo stilista dell'atelier Monica e Umberto, che sono veramente dei maghi dell'acconciatura e del trucco, che
che completa naturalmente la creazione dell'abito. Diciamo che questo sfondo fa gola un po' a tutti, quindi fotografie e televisioni che salutiamo direttamente dal Carnevale. Continueremo con il programma di spettacoli, di ospiti internazionali per questa domenica grassa, domenica del Carnevale 2015, e li vedremo ancora anche musica durante il nostro lunch time. Accomodatevi nel parterre, prendete posto nei nostri palchetti riscaldati del Temporary Restaurant e state in nostra compagnia perché oggi è veramente una giornata tutta da non perdere. Anche il suo lavoro. Allora salutiamoli, fanno la loro ultima passerella, gli amici di Mario, il 700 veneziano. No, questi sono gli amici del Carnevale. Gli amici del Carnevale. Troppe emozioni, amici del Carnevale, ambasciatori del Carnevale nel mondo. Quanti struzzi stanno piangendo perché sono tutti nei loro cappelli. And so in a few moments on this stage the international guests, but now a big applause to our amici del Carnevale. Un gruppo internazionale naturalmente che rievoca i fasti del Settecento veneziano. E adesso invece vedremo scendere le dame e i cavalieri. Dame e cavalieri dell'Ottocento, guidati dal maestro From 19th century, dame e cavalieri. guidati dal maestro Fabio Barbierato, che si sono esibiti poco fa. Eh sì.